Siamo qui con il direttore di Consorzio Veneto Garanzie, Vito Sanfilippo. Grazie per essere qui. Le vorremmo chiedere quali possono essere le prospettive nel mercato dei confidi. Allora, fermo restando che l'attività primaria è e rimarrà il rilascio di garanzia per favorire l'accesso al credito delle imprese socie, ritengo che le due direttrici più importanti nello sviluppo della futura attività è quello di incrementare attività già esistenti nel sistema dei confidi, ma che attraverso la legge quadro possono essere migliorate, ed è sicuramente la prima il credito diretto, perciò l'erogazione di finanziamenti dai confidi direttamente alle imprese, sia con provvista propria che con provvista di terzi, e anche tutta l'attività di intermediazione in senso lato, intermediazione in quanto consulenza per il reperimento di nuove fonti di finanziamento, in quanto soprattutto consulenza per permettere alle imprese di raggiungere le agevolazioni che sono previste dai vari bandi nazionali e regionali, soprattutto della nuova programmazione FESR.